Harry, che consiglio daresti a uno studente che non sa se venire o meno all'Expo? Chi troppo pensa rimane senza, e dai, su! Mary, secondo te perché un ragazzo o una ragazza dovrebbe partecipare all'ELAB Expo 2025? Per avere la possibilità di confrontarsi con alcune delle migliori università al mondo. Giada, qual è la parte dell'Expo che non ti perderesti per nessun motivo al mondo? La possibilità di poter parlare con ragazzi che sono già partiti con noi e quindi possono raccontarti veramente la loro esperienza. Magda? Se dovessi riassumere l'Expo in 3 parole, quali useresti? Allora, study, travel, explore. Ok, grazie. Ciao!